Ilario Simonaggio, segretario generale FILT CGIL Regione Veneto. Un biglietto unico che quindi unificherà traghetti, bus e treni in vigore dal 2017. Abbiamo così risolto, anche grazie a un nuovo treno, il problema dei pendolari? Beh, insomma, che è risolto mi pare un eufemismo. Diciamo che si avvia una soluzione. Certo, il 2017 è un tempo lontano, fatto poi a un mese dalle elezioni, dà molto da pensare anche in questa dichiarazione, ma noi siamo sicuramente contenti se il percorso che oggi si avvia arriva a completamento con qualche ritardo, insomma con qualche acciacco. Certo che bisogna investire in maniera più decisa sul trasporto pubblico locale. Quindi siete soddisfatti ed è convincente il piano nonostante i 2 anni d'attesa? Sì, ma il biglietto unico è una delle nostre grandi richieste, e consentire alla prima regione turistica italiana di poter disporre di un mezzo anche che permette di evitare che un cittadino straniero debba acquistare persino 40 biglietti delle 40 aziende del trasporto pubblico locale è un elemento di valore. Se lo facciamo e se lo realizziamo, penso che sia una cosa saggia e giusta. La bacchetta magica non esiste, ma quali sono i passi prossimi per risolvere lo spinoso problema dei pendolari? Bisogna mettere risorse. Avevamo detto servivano 9 milioni di euro per consentire almeno in questa fase di coprire le 60 osservazioni che ha raccolto l'assessore Donazan. Guardiamo con molto dispiacere che si sono trovati 125 milioni di euro, 50 per quell'emendamento chiamato delle marchette, e non si siano trovati i soldi per dare una risposta, quella sì, molto attesa dai pendolari a partire da dicembre 2013, quando è partito l'orario cadenzato. È il privato che sopperirà quindi lo Stato risolvendo il problema? Beh, diciamo che Trenitalia ci ha messo un impegno, anche che è una scommessa, per migliorare i servizi regionali. Quindi adesso ci attendiamo di leggere con molta cura e attenzione l'accordo della proroga del contratto di servizio, ma diciamo insomma che si è imboccata la via giusta. A distanza di 5 anni che abbiamo visto solo tagli di servizi e aumenti delle tariffe, queste prime 20 osservazioni raccolte vanno nella direzione giusta.